Abbiamo ai nostri microfoni Marco D'Adamo, che è uno dei progettisti per conto del comune del progetto che si occupa della tutela dei cavallucci marini. C'è stato anche un incontro che è l'impatto dal punto di vista sostenibile, che è ovviamente un tema cruciale e fondamentale della competizione dei catamarani F50. Sì, oggi era un'importante giornata perché si andava in qualche modo a raccontare, rappresentare qual è l'impatto positivo dal punto di vista della sostenibilità ambientale che questo evento ha sulla città di Taranto. Nell'ambito di questi impatti ovviamente io ho avuto la fortuna e l'onore di raccontare l'impatto positivo che questo evento ha avuto sul Mar Piccolo di Taranto, sulla tutela dei cavallucci marini. Perché dico questo? Perché due dei più importanti sponsor di questa manifestazione, che sono Rockwool e One Ocean Foundation, hanno avviato un percorso di coprogettazione con il Comune di Taranto e con l'Università di Bari, teso a utilizzare dei materiali sostenibili, in questo caso la lana di roccia prodotta da Rockwool, per realizzare, progettare e posare sul fondo del Mar Piccolo delle strutture che potessero in qualche modo migliorare l'idoneità ambientale, faunistica per i cavallucci marini del nostro Mar Piccolo. Ma il progetto è già partito, c'è già stata l'installazione mi pare che si tratta di balle, vengono definite così, dei rettangoli, giusto? Il progetto si è già partito, nel senso che il progetto prevede la realizzazione di 9 moduli che verranno posizionati in 3 aree del Mar Piccolo a differente grado di controllo e di pressione antropica. Questo è funzionale anche a un'attività poi postuma successiva di monitoraggio ambientale, che è fondamentale per andare anche a valutare le performance ambientali di questo progetto. Il primo modulo sperimentale è stato posizionato e servirà, almeno nella fase iniziale, a capire il comportamento di questo materiale in acqua, a capire se quello che noi abbiamo progettato avrà riscontro positivo, se dobbiamo comunque intervenire con piccole modifiche da poi apportare agli altri moduli da posizionare, ma in tempi brevissimi, insomma nei prossimi mesi. E con questo nostro progetto noi stiamo in qualche modo forzando un po' la mano, quindi Rockwool ha anche manifestato una grande volontà, tant'è che sta cofinanziando questo progetto insieme a One Ocean Foundation e al Comune di Taranto, perché sta portando questa logica di sostenibilità fuori dalle città e nei parchi naturali, e speriamo che i risultati di questo progetto possano avere beneficio ovviamente soprattutto per i nostri cavallucci marini.